successo interno e prima vittoria stagionale per il Pomezia di Fabio Roscioli, 2-0 sul San Paolo Stiense per il girone B, campionato Under 16 Elite rossoblu, che sbloccano il match nella ripresa con Maddaloni e lo chiudono con Forconi nel recupero. Prima occasione da gol da parte del San Paolo Stiense sugli sviluppi di un calcio di punizione sinistro che termina largo, poi Pomezia che inizia a farsi vedere con il suo numero 9 Boni che supera il portiere avversario, poi con il sinistro non riesce a chiudere a rete, azione fotocopia poco dopo, ancora San Paolo Stiense che riesce a salvarsi in calcio d'angolo. Poi Pomezia che va in verticale, Boni sfrutta un calcio di punizione, lancia il compagno in area di rigore, conclusione con il sinistro che termina a fil di palo. Ancora Pomezia pericoloso nella prima frazione di gioco, palla all'interno dell'area di rigore, conclusione dalla distanza che termina però a lato. Ancora Boni per il Pomezia sul finale della prima frazione a lasciare la sfera al proprio compagno, conclusione che viene murata dall'estremo difensore del San Paolo Stiense. Seconda frazione di gioco che inizia sulla falsa riga del primo, ancora grande intervento da parte del numero 1 della formazione ospite, poi proprio da un suo errore arriva il calcio di punizione a 2 in area per il Pomezia. Sulla sfera arriva poi Maddaloni a rimorchio al 12esimo, fa 1-0 in favore dei padroni di casa con il sinistro. Con il vantaggio acquisito per il Pomezia diventa più facile giocare a viso aperto, allora occasione ancora in favore della formazione quest'oggi in maglia bianca, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, conclusione quasi a botta sicura, respinta da parte del San Paolo Stiense, altra conclusione che viene poi deviata in corner. Pomezia che va sul velluto, palla ancora sulla sinistra per la formazione in maglia bianca, ancora Boni che prova la conclusione, questa volta con il destro che termina a lato. San Paolo Stiense che ha una vera chance per il pari e arriva intorno alla metà della seconda frazione di gioco, conclusione che viene murata dall'estremo difensore dei padroni di casa. Ultimi brividi del match a Via Varrone con il raddoppio da parte del Pomezia che arriva su un'azione simile a quella precedente, palla recuperata sulla tre quarti, sfera che arriva a Forcone che con il sinistro al 42esimo trova il 2-0 che chiude definitivamente il match. Pomezia 2, San Paolo Stiense 0. Poi resta spazio solo per il triplice fischio finale.